Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La situazione rispetto agli anni scorsi è migliorata, parliamo di depurazione, lo assicura il governatore Mario Oliverio, anche se c'è ancora molto lavoro da fare. Si lavora in sinergia con comuni e procure per sanzionare gli illeciti. Vediamo. Mare da bere? Non proprio. Siamo in piena estate e come ogni anno in diversi punti delle coste calabresi le acque non sono proprio invitanti. Quando compare quella striscia marrone, saranno anche fioriture di alghe, come dice l'Arpacal, in molti preferiscono guardare il mare dal bagnasciuga. Il mare non sarà inquinato, ma in alcune ore della giornata appare sporco e questo non invita ad un bel tuffo rinfrescante e così anche quest'anno non mancano le proteste e le segnalazioni di turisti e villeggianti. Quando arriva la stagione estiva si ripropone poi il solito problema della depurazione. Eppure, come sottolinea anche il dirigente della regione Domenico Pallaria, negli anni sono stati spesi tanti soldi. In Calabria sono stati spesi oltre 900 milioni di euro in 10 anni nel periodo del commissariamento e siamo ancora purtroppo all'anno zero. Diciamo che si sta intervenendo da 2 anni massicciamente con degli interventi di rifunzionalizzazione degli impianti, cioè in attesa degli interventi grossi strutturali che stiamo programmando per bene, avendo individuato anche delle risorse finanziarie, vedi Patto per la Calabria. E così, mentre quelle chiazze marroni continuano a deturpare il nostro mare, il governatore Oliverio sottolinea il lavoro che si sta facendo per migliorare le condizioni di un'importante risorsa della nostra terra. Quest'anno abbiamo un notevole miglioramento rispetto allo scorso anno, anche se ci sono alcuni punti di criticità che però sono limitati e circoscritti e sono pure monitorati. Stiamo lavorando d'intesa anche con le procure, perché appunto c'è la necessità di determinare la giusta sinergia non solo con i comuni ai quali abbiamo affidato risorse, perché la competenza, come è noto in questa materia della depurazione, è dei comuni a cui abbiamo affidato risorse, ma a cui abbiamo affiancato anche una task force tecnica per utilizzare bene le risorse e con le procure per attivare le iniziative necessarie per sconfiggere e contrastare fenomeni di illegalità.